Euroregione News. Da Codroico, organaro e organista conquistano il mondo. Se la famiglia Zanin realizza e restaura organi in tutto il mondo dal 1827, Daniele Parussini li suona ovunque. Appena tornato dalla Slovacchia, quali organi ti attendono per le prossime esibizioni? A Berlino, presso la chiesa di San Canisius, dove terrò un concerto con il trombettista Luca Del Ben all'interno di un festival organizzato dal codripese Stefano Barberino. Di recente ho partecipato a un altro importante festival in Puglia, Selva di Fasano, su un organo di Francesco Zanin dell'anno del Giubileo 2000, in una località molto bella nella chiesa chiamata il Trullo del Signore. Ho tenuto un concerto presso la cattedrale di Nitra domenica 17 settembre all'interno di un festival importantissimo che inaugurava il restauro dell'organo proprio della cattedrale. Bellissima esperienza perché il concerto è stato partecipatissimo e l'organo molto interessante, restaurato dalla ditta Kegler. Ha visto la partecipazione oltre che di un numeroso pubblico anche dell'arcivescovo della città, che dalla sua cappella privata ha assistito direttamente al mio concerto. Sono stati organizzati 5 appuntamenti all'interno di questo festival per inaugurare il restauro dell'organo ed ero affiancato nelle 5 serate da organisti della Polonia, della Russia, della Slovacchia e io ero l'unico italiano partecipante. Per arricchire la proposta culturale nella nostra regione, in occasione dei 190 anni della primata fabbrica d'organi Francesco Zanin di Codroico, sono stati organizzati dal comune di Camino al Tagliamento insieme alla parrocchia 2 importanti appuntamenti organistici. Il primo si terrà sabato 7 ottobre alle 20:30 nella chiesa di Pieve di Rosa. Vedrà l'organo il maestro Andrea Macinanti accompagnato dall'oboista Bedetti. Il secondo appuntamento è ancora più importante per celebrare oltre alla fabbrica Zanin anche la chiesa Ognissanti di Camino. Si terrà sabato 21 ottobre sempre alle 20:30 in Duomo a Camino al Tagliamento. Lì la partecipazione sarà di Don Alessio Geretti. L'importante appuntamento vedrà inoltre gli intervalli musicali del gruppo vocale femminile Euterpe di Gradisca di Sedegliano, accompagnati da me all'organo. Sarà una serata molto molto interessante. Dal Medio Friuli per Euroregione News, Marco Mascioni. Euroregione News.